Salve amici, con le immagini che vedrete tra poco avrete la possibilità di seguire alcuni momenti di ripresa televisiva con Mediaset Rete 4 di una trasmissione che è andata in onda più volte ed è stata una delle belle esperienze del nostro gruppo folcloristico dei Buontemponi. Il dietro le quinte della trasmissione Ricette l'Italiana condotta da Davide Mengacci. Io sempre giù qui. No? Sì, qua. Ah, Mario, apertura questa quindi, no? Chiusura, scusa. Pronti ragazzi? Sono di te il castellario. Motore. Partito. Audio. Ok. 2, 1 seconda. Pronti? Rifacciamo la stessa cosa. 3, 2, 1. Buontemponi e simpatica compagnia. Bravo. Sono veramente bravissimi e mi aiutano a chiudere appunto in allegria questa puntata. Vi do appuntamento alla prossima. Evviva! Ciao! Stop! Bravi! Meglio di così? Quando il regista ci mise alla prova per vederci, non ci conosceva se non di nome, ci dette 30 secondi. Poi quando si rese conto e si divertì vedendo ciò che facciamo, quei 30 secondi diventarono televisivamente 3 minuti e non sono pochi. Stop! Non facciamo uguale, grazie! Pronti? Mario, dammi un attimo un segno. Sì, ti faccio segnare. Sì, va bene. Giovanni, fai vedere. Come ti viene? Ti viene, da come viene? Pronti ragazzi, rifacciamolo uguale. Pronti? Motore. Partito. 3, 1 seconda. Pronti? 3, 2, 1. Scegliemmo 3 pezzi, diciamo un po' i cavalli di battaglia del nostro repertorio. La Ricciolina,
il Tacchetto e la Filomena. La Filomena soprattutto fu motivo di grande attenzione e curiosità da parte della troupe televisiva e del regista, ecco perché probabilmente quei famosi 30 secondi di cui parlavamo prima diventarono molto di più. Andiamo poi dietro per cortesia. Signori, motore, 4-1 prima, un attimo per me, pronti, 3, 2, 1. E simpatica compagnia, è un gruppo sexy, ma per carità, ma cosa penserà il nostro chef Andrea Palmieri? Accogliamolo degnamente come si deve a un personaggio del suo livello. Sì, allora solo per dire che la trasmissione sarà trasmessa, Luca, sarà trasmessa? Allora, queste sono 3 puntate che stiamo registrando oggi e andranno in onda 17, 19 e 21 novembre, 10:45 Rete 4. Grazie. Ok? Bene. Ciò che ci ha colpito da gruppo amatoriale, gruppo di volontariato, è stato soprattutto l'interesse che hanno dimostrato in maniera genuina e spontanea i professionisti della troupe televisiva, dal regista e ovviamente dallo stesso Mengacci, entusiasta, e si vede nelle immagini che seguiranno. Viento ora sopra la pergola, e vinco la chitarra, e vinco il mandolino.